da ex professore, da scrittore, e anche le tue esperienze che hai avuto ultimamente. So che hai avuto qualcosa di abbastanza Ma è importante. chiaro che la situazione non sia delle migliori, ma insomma la propaganda non l'hanno certo inventata gli uomini del nostro tempo, non l'ha neanche inventata Goebbels, nonostante sia stato ministro di quel tipo di dicastero dal 1933. In realtà la propaganda è qualcosa che è connaturato il potere stesso sin dalle origini dell'umanità. E quindi, per esempio, fortissima è stata la propaganda della Chiesa Cattolica in 2000 anni, e la censura e tutto quello che questo ha comportato in termini di vittime, di allineamento alle posizioni ortodosse. Ricordiamo la scolastica e tutto quello che è stato fatto per spingere le persone a non pensare con la propria testa, anche soltanto a non fare domande, porsi dubbi. Il dubbio è sempre nemico di qualsiasi forma di potere. La propaganda ha il compito di scompaginare le carte, di eliminare tutti i dubbi e tutte le versioni alternative, come ricordo un tempo venivano bollate dalla Chiesa come fabula, e adesso semplicemente con un anagramma le si chiama bufala. Ma in realtà quello che è di nuovo è un aspetto che secondo me Heidegger ne mette in luce a metà del Novecento, cioè quello delle immagini del mondo, quando la propaganda si associa alla questione dell'immagine, e quindi dei mass media, e quindi di una raffigurazione del mondo proiettata sulla popolazione da chi quella raffigurazione ha concepito e pretende sia quella ufficiale sia la verità. Ecco, quando questa raffigurazione si avvale, no, della propaganda dei media, automaticamente in un potere incredibile, perché facciamo il salto dalla fase in cui, ed è tutta la fase storica precedente, bisognava fare e dire ciò che il potere voleva, ad una fase che è quella in cui si pensa ciò che il potere vuole che si pensi, cioè si è riusciti a modificare l'aspetto del pensiero. D'altra parte anche qui la svolta storica è il Concilio di Trento, e quindi dal 1545 in avanti questa idea per cui l'eresia possa essere, diciamo, estirpata alla radice, andando a fondo nei pensieri. All'interno dei confessionali, per la prima volta dopo lunghi secoli di penitenza, si arriva alla confessione, che poi di fatto è quel sacramento tramite cui la Chiesa cerca di entrare nel pensiero delle persone, dando quindi giudizi e ammonizioni, e censurando aspetti che appunto attengono a ciò che l'uomo pensa, e quindi a ciò che concepisce dentro di sé. L'immagine del mondo è un problema. Nell'epoca delle immagini del mondo Heidegger fa presente chiaramente come a vincere, insomma, l'immagine vincente sarà quella del più forte, e quindi in questo momento noi viviamo un'immagine del mondo che è quella che dobbiamo vivere, perché opportunamente prodotta e riprodotta dai canali di cosiddetta informazione. Molto spesso bisogna stare attenti, perché anche i canali di cosiddetta controinformazione proiettano la loro immagine del mondo, tante volte allarmistica e catastrofica come quella proiettata dai canali di informazione ufficiale, e quindi in realtà sembra che il gioco sia poi quello di attirare il più possibile delle visualizzazioni, dei riscontri, delle adesioni, sia da una parte che dall'altra. La sfida l'ha ben capita Nietzsche alla fine dell'Ottocento, la sfida è quella dell'oltreuomo, no? Cioè dell'uomo che distrugge, in qualche maniera anche cartesianamente, distrugge tutto ciò che può essere messo in dubbio, e quindi distrugge qualsiasi immagine del mondo che possa essere appunto considerata non dimostrabile a livello oggettivo e, diciamo così, scientifico. Distrugge tutto questo e si crea un proprio sistema valoriale, una propria immagine del mondo che fa valere contro tutto e tutti, con volontà di potenza, e poi di fatto ecco perché questa saggezza dell'oltreuomo poi alla fine è
diciamo, follia, perché nel momento stesso in cui l'immagine del mondo è la tua e la imprimi su tutto ciò che hai intorno, evidentemente sei un folle, cioè stai agendo in maniera totalmente autonoma e disconnessa dalla realtà. E Freud stesso a chiamare la psicosi, a definirla proprio come perdita della connessione con la realtà. E quindi lo psicotico diventa il saggio. Negli anni 30, 20, 30 era stato Carlo Schmitt ben a sottolineare come la questione della tecnologia si sposasse perfettamente con quella dell'epoca in cui stava vivendo, e tanto più 100 anni dopo nell'epoca in cui viviamo noi. Lui dice chiaramente che la tecnologia è il sistema che meglio si adatta all'ordinamento politico della dittatura. E in effetti è proprio attraverso la tecnologia che la dittatura può pervadere ogni ambito della nostra vita, sia nel senso di prevenire qualsiasi dissenso, chiedo scusa per il gioco di parole, ma anche nel senso di come dire, prevenire qualsiasi azione che poi possa essere considerata in qualche maniera illegale. Quindi siamo di fronte a una situazione in cui ci troviamo al cospetto del tribunale delle intenzioni, non siamo neanche più davanti a una giustizia che sanziona l'azione illecita, ma ci troviamo addirittura a essere sanzionati per l'intenzione. E questo è proprio quello che dalla metà del Cinquecento viene elaborato per evitare qualsiasi forma di eresia, che di fatto è un termine che allude alla libertà e alla scelta di un'opinione diversa. Concludo ricordando che quando Nietzsche afferma che Dio è morto, dice proprio questo, cioè è morta la verità ufficiale, quindi è morta l'idea dell'immagine oggettiva del mondo. Già Kant aveva dato picconate in questo senso all'oggettività, e nel momento in cui è morta una visione universale necessaria, e dunque una visione, diciamo, scientifica, alla fine per Nietzsche Dio è questo, è simbolo di questo. L'unica cosa che può accadere è o di finire nel più totale nichilismo, ed è ciò che sta avvenendo alla stragrande maggioranza della popolazione oggi, cioè il nulla esistenziale, la depressione esistenziale all'interno della quale va bene tutto e va male tutto perché tanto non c'è più nulla di vero, oppure lo sforzo, lo Streben fichtiano, cioè lo sforzo verso una ricostruzione di una verità che necessariamente non può che essere soggettiva, e questo anche a discapito, ripeto, di qualsiasi forma di informazione, anche quella che si dichiara controinformativa, ma che in realtà spesso non fa che spingere le pecore a passare da un ovile all'altro.